Potrebbe essere la settimana decisiva, quantomeno per conoscere la data delle prossime elezioni regionali, una data molto attesa in Veneto. In programma infatti il tavolo nazionale dei tre leader del centrodestra, Meloni, Tajani e Salvini, per definire i candidati presidente e stabilire se è il caso dell'Election Day, ipotesi caldeggiata da Zaia, il convitato di pietra delle scelte della maggioranza di governo. Vigile attesa sembra l'atteggiamento del presidente più votato dai veneti. Chiedete a me, innanzitutto dovete chiederlo al tavolo politico. Per quanto riguarda la data, cerchiamo di uscire da queste leggende metropolitane. Non c'è nessuno che ha fissato la data delle 6 regioni, a me non risulta, ma anche perché c'è un motivo. Stiamo attendendo di capire se si riesce a fare un election day nazionale, cioè quindi mettere assieme tutti. Siccome questo era il messaggio che arrivava da Roma, semplicemente non si è fissata la data per questo, non ci sono altre strategie. Io immagino che la volta di agosto si chiuda tutta questa partita. Se c'è un election day, ben venga. Io promuovo e sostengo un election day per evitare ancora una volta di far andare gli italiani a macchia di leopardo a votare in maniera diluita magari in un paio di mesi. Se non ci sarà l'election day fisserò la data come è giusto che sia. Non so quando ci sia questa riunione, se faranno questa riunione come è giusto che facciano. Tireranno un po' le fila, dopodiché qualcuno verrà a dirci anche quali sono le proposte. Intendo come proposta il fatto di capire come si correrà in Veneto. Le elezioni si faranno entro l'ultima domenica, che è il 23 novembre, comunque noi avremo un nuovo presidente. Da qui a lì dovremo capire quale sarà la formula che sceglieranno e capiremo anche quale sarà la ricaduta sui territori. Guarda, io sono un po' di pudore di parlare delle mie liste civiche, vorrei ricordare che la lista civica mi segue dagli anni della provincia e a me non risulta che le altre province rispetto alla Lega non sostengano la lista civica e dopodiché cercheremo di capire che evoluzione avrà anche questo ragionamento. Ovvio che immagino che il tavolo nazionale anche questo sarà un argomento di discussione, visto e considerato che l'eventuale lista Zaia è una lista che è rispettosa nei confronti anche di tutti coloro che non votano Lega, che non votano centrodestra, ma che comunque si sentirebbero sarebbero disponibili a sostenere magari comunque una candidatura. In Veneto si dice, c'è un proverbio che dice tutti la vuole e nessuno la ciò, o tutti lo vuole e nessuno la ciò. Cioè, non ho la più pallida idea, guardi, zero assoluto, nel senso che non ho mai partecipato a riunioni o tavoli nei quali ci si occupi del mio futuro. Vedremo cosa accadrà, bisogna essere anche fatalisti, no? Ogni lunedì ci diciamo che dovrebbe essere la settimana buona. Questo teatrino che lascia spazio solo alle polemiche da ombrellone, francamente ha stancato anche i veneti. E io ho capito che il centrodestra ha comunque un margine competitivo di assoluta tranquillità. Però insomma io non sottovaluterei nemmeno gli avversari. Loro candidano una persona per bene, quindi starei un po' attento. Io chiuderei la partita. No, per quanto mi riguarda deve essere chiusa con un candidato della Lega. Se così non dovesse essere, amen, come ho sempre detto, si va da soli, ma senza drammi.